Ogni 2 mesi presentiamo una mostra temporanea. Questa mostra vuole essere un messaggio di speranza e ottimismo, diciamo, perché forse ce n'è bisogno in questo momento, e quindi si chiama When the Rain Falls Again. Gli due artisti sono Bruno Pedrosa dal Brasile e Clara del Papa dal Venezuela. Entrambi vengono da delle regioni che sono conosciute per l'avere solamente 2 stagioni, quella di siccità e quella della pioggia. Quando arriva la pioggia nuovamente, per loro è un momento di rinascita e speranza, quindi la mostra è un momento di rinascita e speranza, per cui ci sono opere più terrose, più scure, che mostrano proprio i momenti più difficili di siccità, e poi ci sono i colori e l'esplosione di rinascita, per cui i dipinti blu di Bruno Pedrosa e verdi, e le opere di Clara del Papa con questi turchesi e azzurri e verdi che sono proprio di speranza. Il problema è un problema regionale, diciamo così. Noi siamo nella linea dell'Equatore, è una regione che soffre una siccità continua e ripetitiva negli anni, sempre di mancanza di pioggia e tutte le conseguenze che questo fa, non avendo la pioggia, perché muore la vita, perché muore la natura, infine. E quando piove, la natura rinasce anche nella primavera, però non rinasce con quella forza che dopo una siccità continua di 1 anno, di 2 anni, così. Riguardo all'oreficeria propongo tutta l'esperienza dei ricordi di vita, la rinascita sempre fatta sul gioiello. Allora, il gioiello d'autore si distingue perché sono delle opere d'arte da indossare, e quindi sono tutti pezzi unici, non prodotti a catena, però possono avere qualsiasi tipo di materiale, tra cui anche quelli preziosi, possono essere in oro, in argento, a volte anche in materiali alternativi come il silicone o poveri come il legno, qualsiasi cosa prende all'estero dell'artista, diciamo così. Noi abbiamo artisti che lavorano con tutti i tipi di materiali, per cui da quelli preziosi a quelli più alternativi, e è bello così, la varietà ci piace.